Disservizi, disorganizzazione, San Bassiano entra in campagna elettorale con le proposte di Nicola Finco. Santa Chiara è il momento, boccia il Genius Center, rilancia l'ipotesi di un mercato fisso. Mancano 3 settimane al voto, ma i bassanesi hanno già le idee chiare anche sui temi della campagna elettorale. Corsa a 2 per il comune di Tezze sul Brenta, Luca Mocellin sfida il sindaco Luigi Pellanda. Un fiume di giovani da tutto il territorio alla CMP Arena per l'appuntamento con Bassano Orienta. Le piogge torrenziali stanno mettendo a dura prova l'agricoltura anche nella nostra provincia. Piogge torrenziali, fossi intasati, case allagate a Villa del Conte, monta la protesta di residenti di via Mandrie. È stato riparato nella notte l'argine del Muson dei Sassi a Rustica di Campo San Piero, situazione ancora drammatica. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con il San Bassiano, con l'ospedale di Bassano del Grappa, con una proposta, un'idea, una critica costruttiva per costruire anche un nuovo rapporto fra il territorio e la sanità. Sentiamo. Ce lo chiedono tutti, anche questa mattina al mercato tutta la gente mi dice: Nicola, mi raccomando l'ospedale. È da un po' che i bassanesi si raccomandano per il loro ospedale e lo confermano la pioggia di segnalazioni di problemi, magagne e disorganizzazione raccolte da Rete Veneta in questi anni. Lo confermano pure le migliaia di firme ricevute in Consiglio regionale proprio da Nicola Finco, che ora parte dalla grande qualità espressa da medici, infermieri e operatori del San Bassiano per ridare slancio all'ospedale del territorio. Noi puntiamo molto sulla qualità di questo nostro nosocomio, dobbiamo rilanciarlo a livello di immagine, a livello anche di attrattività dei professionisti, degli investimenti tecnologici, e quindi puntiamo molto sul potenziamento, e poi ovviamente vogliamo diminuire il più possibile quelli che sono i disservizi. Qualche esempio? Utenti del distretto 1 che devono andare magari a Sant'Orso o a Tiene per delle visite di routine, piuttosto che gente che deve recarsi in altopiano di Asiago per delle semplici visite. Abbiamo un ospedale che funziona, abbiamo un ospedale che merita ovviamente di essere potenziato. Sotto questo punto di vista diventa fondamentale il ruolo dei sindaci e quello del sindaco di Bassano, che per molti deve tornare a essere un punto di riferimento per tutto il territorio, anche sul versante delle strategie sanitarie. Il ruolo che deve avere il sindaco di Bassano e il presidente della conferenza dei sindaci è quello di un monitoraggio costante della sanità di questo ospedale. Ovviamente elogiando i punti di forza, ma avendo anche il coraggio di denunciare ciò che non funziona. La posizione di Finco e della compagine che lo sostiene parte da una critica costruttiva per creare una proposta da condividere con il territorio, l'azienda sanitaria e la regione. Noi siamo qui oggi in maniera propositiva, noi vogliamo costruire, e quindi sicuramente la mia esperienza da componente della Commissione Sanità e 15 anni in regione permetteranno anche di sistemare le tante cose che magari in questi anni non sono funzionate. La prima cosa da fare? Eccola. Il giorno in cui diventerò sindaco, una delle prime cose che farò sarà un incontro con il direttore generale proprio per trovare le soluzioni più opportune per limitare il più possibile quelle che sono le mancanze, i tanti disservizi che i cittadini bassanesi e non solo ci hanno denunciato nel corso di questi anni. Quindi ormai è ufficiale, la sanità, in particolare il San Bassiano, entrano in campagna elettorale, ma insomma era prevedibile visto che è successo con la miriade di segnalazioni sulla disorganizzazione di servizi, problemi riscontrati dai cittadini in questi ultimi anni. E a proposito di campagna elettorale abbiamo chiesto a 3 settimane dal voto che cosa ne pensino i bassanesi, quale sia la loro idea in questo momento. Sentite cosa ci hanno risposto. Lei andrà al voto l'8 e il 9 giugno? Voterà? Penso di sì. Ha le idee chiare, sa già più o meno? Chiarissime. Qual è la cosa più importante per il futuro di Bassano? Cioè, dove bisogna andare a agire più di tutto? Secondo me, uno, anche sulla viabilità, che è importante, perché ci sono delle strade che per arrivare vicino al centro devi fare tutto un giro madornale. Qualcosa sulla viabilità, soprattutto quella sostenibile, parchi, il verde. Ecco, questo io, senza poi considerare le case. Le case che sono, molte case non ci sono, voglio dire, non sono affittate e molta gente cerca, c'è bisogno di case proprio. Lei va al voto l'8 e il 9 giugno? Penso proprio di sì. Ha già le idee chiare, insomma?
Sì. Quindi insomma non si formano le idee negli ultimi giorni di campagna elettorale, ma abbiamo già un'idea chiara. Per me sì. L'8 e il 9 giugno lei va a votare? Sempre votato dalla prima volta a 18 anni, no, 18, 21 ai miei tempi. Ha già le idee chiare, sa già per chi votare? Sì. La cosa più importante che deve fare il prossimo sindaco, che sia quella uscente o che sia uno diverso? La viabilità, che è diventata impossibile, non è solo di Bassano questo il problema, la viabilità automobilistica, ma anche la viabilità pedonale. Andrà a votare? Certo, sì, sicuramente. Idee già chiare o bisogna ancora aspettare questi ultimi giorni di campagna elettorale? No, abbastanza chiare, sì. So già per chi votare. Lei l'8 e il 9 giugno va a votare? Ma non so nemmeno che esista la votazione. Ma quando mai? Che poi non cambia mai niente, non cambia. Perché siamo italiani e abbiamo un certo modo di vivere. Hai capito? Si va a votare per provare a cambiare le cose magari. Ma siamo troppo furbetti, tutti furbetti. Quindi avete sentito, oltre alla sanità, un tema molto sentito è quello della viabilità, e un tema molto caldo a Bassano ormai da qualche tempo è quello del futuro dell'ex Santa Chiara. Oggi è arrivata una nuova proposta. Un centro che sia coperto per il commercio locale, con un commercio flessibile che possa portare le persone, sia gli artigiani che i commercianti di prodotti locali, ad avere un posto in centro storico per riuscire a vendere i loro prodotti e a riportare quello che è il commercio di Bassano al centro della vita della città. È il momento boccia il Genius Center, pallino dell'amministrazione Pavan, e mette sul piatto l'Emporio del Brenta per rivitalizzare il centro storico, partendo dal commercio. Idealmente sarebbe strutturato con una piazza al centro, una piazza verde da progettare anche insieme in comune con i cittadini, con intorno dei negozi che possono essere coperti. E a chi chiede se non bastino i negozi già presenti nel salotto buono cittadino, ecco cosa rispondono i giovani di È il momento. Non basta un concetto, il concetto di portare la gente al di fuori del centro nei centri commerciali. Noi dobbiamo portare le persone a vivere il centro storico. La parola d'ordine per l'Emporio del Brenta è flessibilità, che per la squadra che sostiene il candidato sindaco Gianni Zen è l'arma per combattere la desertificazione del centro storico. Il problema della desertificazione del centro storico è un problema che riguarda molte città, non solo Bassano. È un problema per cui non c'è una soluzione con la bacchetta magica, ma su cui dobbiamo lavorare, perché il centro storico è e deve tornare a essere un bene comune di tutta la città. Quindi soluzioni concrete per i locali sfitti, gli immobili sfitti e l'abbandono dei centri storici da parte della cittadinanza. E questa soluzione che avete presentato, come va ad aiutare lo spopolamento del centro storico? Allora, è una soluzione che propone di creare un nuovo centro al quale le persone possono fare affidamento come punto di ritrovo, come punto per gli acquisti, come punto di crescita per l'economia locale. Non è solo una campagna elettorale di proposta, ma anche di litigi prettamente politici. Sentite. Pioggia di polemiche e frecciate fra ex alleati, ora su barricate opposte. In ballo c'è il vessillo del centrodestra, con Nicola Giangregorio di Fratelli d'Italia che risponde alle dichiarazioni del segretario della Lega, Andrea Viero, il quale aveva sottolineato la collocazione a centrodestra della coalizione che sostiene la candidatura di Nicola Finco. La realtà secondo noi è abbastanza chiara, basta vedere la lista che appoggia Finco candidato per Bassano, e ci sono 5 persone che hanno fatto parte della schiera del PD, c'è chi è iscritto all'ANPI, quindi paragonare o comunque mettere e collocare questa lista nel centrodestra la vedo veramente abbastanza difficile e paradossale. Per Fratelli d'Italia sono soprattutto i nomi a dettare le coordinate politiche delle liste. Noi riteniamo, guardando le nostre liste, sono liste, quella di Fratelli d'Italia, quella della lista Pavan e della lista di Coraggio Italia, comunque sono liste di gente che ha sempre fatto parte di un'idea politica e che noi continuiamo a portare avanti e continueremo a sostenere. Per qualcuno, però, la polemica sul vero centrodestra è stantia e va contro la posizione dei cittadini che vogliono conoscere i programmi prima ancora dei simboli.
Il centrodestra fa parte di un'idea, esprime comunque l'idea dei cittadini, esprime comunque una collocazione e un obiettivo. Noi manteniamo questa linea e chiaramente non abbiamo nulla che dividere, nulla che spartire con ideologismi diversi che non sosteniamo e non sosterremo. L'ondata di maltempo che con 2 diverse bordate ha colpito il Veneto ha sfiorato letteralmente il Bassanese, ma ha fatto danni enormi fra Cittadella, l'Alta Padovana, Campo San Piero e la Marca Trevigiana. Poi andremo a vedere anche gli esiti di questa situazione. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco, tantissime le case allagate, le aziende distrutte, una situazione davvero drammatica. La conta dei danni è in corso ed è altissima e la conta dei danni la sta facendo anche l'agricoltura, non solo del Bassanese ma di tutta la provincia. È stata una stagione molto piovosa, il che ha messo in difficoltà chi doveva fare foraggio, in quanto non si riusciva né a tagliare né a seccare il fieno, e soprattutto le semine. Chi è riuscito a seminare in qualche finestra di bel tempo, purtroppo adesso si trova tutto distrutto dall'ultima ondata di acquazzoni che c'è stata in zona. Un'ondata anomala di maltempo che ha interessato anche tutto il Vicentino, culminata giovedì sera con le piogge torrenziali che hanno allagato le campagne e distrutto quel poco che era già stato seminato. Una situazione che va a minare le nostre aziende agricole che vivono dei prodotti tipici della terra e stagionali come le ciliegie e gli asparagi. Appena i campi lo consentiranno, perché adesso è ancora tanto bagnato e quindi con i trattori non si può entrare nei campi, quando ci saranno le condizioni, speriamo il presto possibile, anche se abbiamo visto le previsioni settimana prossima che comunque chiamano acqua, si entrerà nei campi nel cercare di riseminare o di salvare il salvabile. Che percentuale di danno si può stimare? Beh, adesso purtroppo è ancora presto a fare delle stime, perché innanzitutto bisogna aspettare che l'acqua defluisca dai campi, si possa entrare nei campi per vedere qual è la reale situazione, e dopo bisogna vedere se si è in grado di seminare, quanto si è riusciti a salvare, perché non tutte le zone sono state colpite nella stessa maniera. Bisognerà attendere ancora qualche giorno. Comunque anche Coldiretti tramite la sua struttura sta fotografando, sta mettendo insomma via dati anche per eventuali risarcimenti. Poi sappiamo che è sempre difficile, ma noi dobbiamo anche riuscire a superare il discorso del risarcimento. Bisogna proprio cominciare a investire nel territorio e ripeto, vedere l'agricoltore non solo come un produttore di cibo, che già quello basterebbe, ma anche come un'azienda strategica per la salute dell'ambiente. E mentre l'agricoltura tira le somme di questa ennesima ondata di maltempo, c'è chi getta via i ricordi di una vita ad Asolo. Guardate. Io ho buttato via le ecografie dei miei 3 figli, un ricordo che doveva rimanermi per sempre, eppure ho dovuto buttarli, come anche tutte le visite mediche e anche tutta la documentazione di mio figlio che è asmatico, è tutta là. Non ho più niente, come anche i dati della casa, tutto. Non ho niente. Un pezzo di vita che se ne va, insomma. Esattamente. Il ragno che stritola distruggendo gli oggetti della quotidianità è una delle tante facce di questa alluvione ad Asolo. Dopo le paure, la rabbia per i danni, ora è lo sconforto per i ricordi perduti nel fango. Qui siamo a Sant'Apollinare, una delle frazioni ai piedi della Rocca. Qui la gente ha iniziato subito a rimboccarsi le maniche e il risultato è questa montagna di mobili, elettrodomestici, computer e molto altro che l'acqua e il fango hanno reso rifiuti. Tonnellate stimano dal comune, considerando che questo paesaggio desolante si ripete in quasi tutto il territorio di pianura. Per questo tecnici e assessori hanno definito punti di raccolta come questo, con indicazioni precise per i cittadini. Dobbiamo cercare di far sì che in questa fase ci sia una separazione del rifiuto. Diciamo materiale elettrico con materiale elettrico, legno con legno e altre sostanze per conto loro, in modo di riuscire a fare una raccolta il più possibile differenziata. Tutto questo naturalmente dopo aver fotografato tutto? Esattamente, ogni famiglia deve fotografare, documentare i danni, trasmetterli al comune ufficio ambiente. 4 i container scarrabili che Contarina ha predisposto in un continuo via vai con il centro di raccolta di Lovadina. Quanti giri sta facendo oggi? Questo è il secondo camion rimorchio. Secondo camion rimorchio? Sì. E dentro cosa avete caricato? Ingombranti essenzialmente. Ingombranti e elettrodomestici. Un po' di tutto. Disastro? Abbastanza.
Ma dietro all'efficienza dello sgombero rimane il dolore per qualcosa della propria vita perduto per sempre. Una cosa devastante proprio. Non gli augura nessuno. Assolutamente no. Proprio, guardi, una cosa... Guardi, tutte le cose dei bimbi, tutte le nostre robe non importanti perché le avevamo fortunatamente di sopra, però tutto. Un pezzo di storia che se ne va. Sì, andato. Salutato. Ciao. Sconsolato? Avvilito. Non ho parole. Immagini che purtroppo vanno moltiplicate per tutti i luoghi della Pedemontana, ma del Veneto in generale, colpiti dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi, che vi racconteremo anche nelle prossime edizioni della nostra informazione. Adesso cambiamo ancora argomento, torniamo a parlare di politica, campagna elettorale, ma andiamo a Tese sul Brenta. Luca Mocellin, 51 anni, responsabile qualità in un'azienda del territorio, scende in campo nella corsa a primo cittadino di Tezze sul Brenta. Dopo una lunga esperienza partecipativa nella vita politica del paese, seguita dietro le quinte, oggi decide di impegnarsi in prima persona assieme a una squadra di 14 elementi, 5 donne e 9 uomini, uniti nel progetto per Tezze. Senza scelta non c'è democrazia potrebbe essere il leitmotiv della sua campagna. Certamente sì, abbiamo visto che c'era un vuoto democratico da riempire, perché una sola lista che si presenta alle elezioni in un paese così importante come Tezze sul Brenta sarebbe stata una sconfitta per tutti, e quindi quando abbiamo visto che si configurava questa situazione abbiamo deciso di scendere in campo con una lista di persone rappresentative del territorio. Alcuni hanno esperienze già amministrative, ma abbiamo anche messo dentro dei giovani per dare anche il segno del cambiamento. Quali saranno i punti principali che verranno affrontati? I punti principali secondo noi sono quelli di guardare al futuro, nel senso che ci sono grandissime trasformazioni in corso nella nostra società, a partire dal calo demografico, l'invecchiamento della popolazione. Servono quindi politiche nuove, non tradizionali, e soprattutto politiche che siano sovracomunali, che possano affrontare veramente questi problemi alla radice. Serve una visione più ampia del territorio per risolvere appunto questi nodi, a partire dalla viabilità, che a Tezze soprattutto è un grosso problema irrisolto da 20 anni. Perché i cittadini e le cittadine dovrebbero votare la sua lista? Perché hanno già visto negli ultimi 15 anni cosa può offrire la maggioranza attuale, quindi sono liberi di valutare se è stata positiva o negativa. Se non sono contenti di come sono andate le cose o ricercano un cambiamento, noi diamo la possibilità e un'offerta nuova politica da provare. Cambiamo ancora argomento, andiamo alla Fiera dell'Orientamento di Bassano del Grappa. La scuola come passaporto per il futuro. Erano in tantissimi anche quest'anno per il Bassano Orienta, vetrina dell'orientamento scolastico tra stand, tutor, genitori, ma soprattutto loro, i nuovi studenti. Come sta andando la ricerca di questa scuola? Bene. Su cosa sei orientata, se posso chiedertelo? È più commerciale. E la mamma ti sta dando una mano? Sì. Cerco di dare il consiglio in base a come la vedo pronta, in base ai gusti che ha personali. Guardare al futuro da più vicino, attraverso gli occhi e l'esperienza anche di chi insegna. Che domande vi hanno fatto i giovani? Allora, i giovani sono abbastanza tecnici, ma ovviamente utilizzando cellulare e applicazioni di questo tipo sono interessati a cose tecniche. Il genitore invece è molto più interessato al futuro del proprio figlio. Ma non solo i professori, tantissimi gli studenti a disposizione delle nuove leve. Non pensavo di impararne così tante in un anno solo. Manicure, pedicure, massaggi, fanghi, bendaggi. Anche chimica. È molto interessante proprio vedere gli elementi a partire dal nome di un elemento tipo il ferro, poi arriva ad analizzarlo in modo più approfondito e vedi come sia molto più complicato di quanto sembra. C'è chi è indeciso tra un liceo, un istituto professionale e tecnico, ma quel che è certo è che Bassano Orienta si conferma una tappa di riferimento per tutte le generazioni. Anche voi eravate qua a cercare la scuola? Sì. Sì. Noi arriviamo da qua, cioè io proprio l'ho scelta qua a Remondini, io ho visto qua la presentazione dei Remondini. Ritorniamo nell'Alta Padovana devastata dal maltempo, già riparata la falla a Campo San Piero.
Il giorno dopo l'argine del Muson dei Sassi è riparato, siamo tornati sul posto e i 30 metri sfondati dall'acqua sono stati ripristinati con un lavoro durato quasi tutta la notte. In mattinata è stato riaperto alle auto anche il ponte che collega Rustega con Campo San Piero. Per mettere in sicurezza la zona dell'esondazione è stato schierato un modulo specializzato dei Vigili del Fuoco in pompaggio ad alta capacità, con 3 pompe utilizzate anche nelle missioni internazionali. I residenti sperano che ora l'argine sia più solido. Speriamo sì che sia definitiva la cosa e poi stiamo a vedere la settimana prossima che è previsto un peggioramento meteo. Preoccupazioni? Parecchio, tuttora anche. È venuto qui insomma per vedere anche per cosa stanno facendo. Sì, la curiosità è tanta. Mi pare che abbiano fatto un buon lavoro. Speriamo, non me ne intendo, ma speriamo. Speriamo che sia una cosa definitiva perché è già la terza volta che rompe l'argine qua. L'altra volta ha rotto su all'Oreggia 2 volte e questa volta qua speriamo bene perché 3 volte alluvionati non è una bella cosa, penso, per nessuno. Ha preso paura lei venerdì notte? Beh, certo che sì, io ero fuori come protezione civile. Una cosa che non è stata fatta è che bisognava avvisare la gente. Io sono passato suonando campanelli, suonando il clacson della macchina per attirare la gente e fare uscire perché tutti stavano dormendo, non sapevano della situazione che c'era, cioè che l'acqua stava correndo dappertutto. Cioè gente era già sott'acqua quando io sono andato a svegliarli. Nella mia zona siamo stati senza corrente, comunque siamo ancora i più fortunati. Adesso hanno chiuso qui l'argine, questa è una cosa positiva? Speriamo che serva anche da imparare come comportarsi un po' tutti. Tanta rabbia a Villa del Conte per quello che è successo. Villa del Conte, via Mandrie. Giovedì sera, con la pioggia battente che ha messo in ginocchio un intero territorio in una manciata di ore, la strada si è trasformata in un fiume in piena e le case sono state allagate. Ma qui, oltre all'eccezionalità dell'evento, si aggiunge un altro paio di questioni che hanno a che vedere con i fossati che dovrebbero portare l'acqua nel canale Orcon e mettere in sicurezza le abitazioni. Ma di sicurezza non c'è neanche l'ombra. Dopo che è stato chiuso il fossato, cosa è successo? Niente, che l'acqua andiamo sempre sotto in fondo da Rio Casa perché non scarica via. L'acqua da Rio a casa entrava poi il giardino, l'orto e andava dentro sui garaggi. Mi dovevo mettere segaure in modo che l'acqua non entra in fondo sui frighi, quello che ho, tutto insomma. È riuscita a evitare che si rovinassero? Sì, perché ero a casa, se non ero a casa non so cosa che trovava. Siamo andati sott'acqua a causa di questo fosso che è stato chiuso così non si sa il perché. E l'altro non viene pulito da non so quanto tempo. Siamo andati allora a vedere il secondo fossato di via Mandrie. Le immagini dicono tutto. È preso in questa situazione. Cioè non esiste niente, è tutto quanto sporco che è, quanta, cioè, qua voi scavavo e messo a posto, che c'è un albero che è su dentro il fosso. Che la situazione qua vada a finire. Cosa chiedete al comune? Che sia effettuato un ripristino dei fossati e che venga interpellato, se non può farlo il comune, i proprietari del terreno, che al manco i meassi scavassero altri. Ci arrangiamo noi, abbiamo i mezzi, abbiamo tutto. Lo facciamo a spese nostre, non è un problema. Però è importante che vada pulito, altrimenti qua quest'estate zanzare, puzza, cioè tutto insomma, ormai 3-4 anni che andiamo avanti così. Poi capire se è regolare chiudere il fosso che va a scaricare sull'Orcon. E c'è tanta amarezza. Tutti quanti che vanno da casa, quando va sotto acqua, che andiamo a ringraziare chi? Dopo di noi alle 21:15 il film Il Federale con Ugo Tognazzi, un film che ha fatto la storia del cinema italiano. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, ma come sempre vi lasciamo prima al meteo.